Quest'inno, Spirito di Dio, fu intonato per la prima volta a bordo del Bucintoro nel giorno dell'Ascensione del 1736. Oggi è stato riarrangiato ed interpretato a rispettosa distanza anticontagio dalla Vocal Skyline, un organico che insieme alla Big Vocal Orchestra supera le 300 voci, assegnando a Venezia il coro più numeroso d'Italia. Il loro è un regalo alla città nel giorno di San Marco del suo 1600° compleanno. Ho chiesto a mio figlio Riccardo di aiutarmi in quest'opera. Ho arrangiato la prima parte, quella canonica, quella classica, quella barocca, chiedendo a lui di farlo per la parte moderna, per la parte da condividere con i suoi coetanei. Marco Toso Borella ha scelto questo brano dopo essersi chiesto quale canto intonassero i veneziani della Serenissima, intendendolo col significato che noi diamo oggi al nostro inno nazionale. Venezia non ne ha mai avuto uno ufficiale, anche perché gli inni nazionali iniziarono ad essere adottati sostanzialmente dal XVIII secolo. In anni recenti comunque a molti brani è stato attribuito questo ruolo, ma alcuni sono stati concepiti dopo la caduta della Serenissima. Viva Venezia, viva San Marco, ad esempio, parla di Venezia al passato, altri invece erano cantati in latino. Qual era un inno che poteva essere inteso come teorico? Spirito di Dio. Questo è il tentativo di dare alla storia di Venezia una musica che è ancora nostra.